solidarietà che Jesolo vuole esprimere per dire no a tutti i beceri e vigliacchi attentati che ci sono nel mondo in questi ultimi tempi. E bene hanno fatto i ragazzi citare non solo l'ultimo a Tunisi, ma anche quelli precedenti di Copenaghen, Parigi, e anche ieri ce n'è stato un altro nello Yemen. Quindi Jesolo è una città di pace che vive di turismo, quindi diciamo no a questo tipo di attentati vigliacchi che vanno a colpire persone che vanno magari a visitare un museo, oppure che sono in vacanza o che stanno lavorando, come è successo negli ultimi tempi. Senza simboli, quindi siamo qua come cittadini italiani. Un ringraziamento poi voi ragazzi e ai vostri insegnanti che vi hanno accompagnato, perché voi siete la nostra speranza per il futuro, un futuro che deve essere fatto di pace e di democrazia.